Buonasera, siete collegati con lo stadio francese di Coulatonville per la finale di calcio Italia e il resto del mondo. Ecco le formazioni in campo. Per l'Italia in porta Peruzzi. Difensori Maldini, Pastagutta, Cicciole e Cucuzzi. Centrocampisti Dino Baggio, Mr. Max Calapa Piaggio. Attaccanti Del Piero, Casiraghi, Pieri. Per il resto del mondo in porta il greco Paraculos. Difensori il tedesco Strunz e Famiglia. Centrocampisti i rumeni Lupescu, Lupoce e Lumanciu. Attaccanti il francese Alain Frachon, il giapponese Yoko Boko Mayoko e il brasiliano Ronaldo. A ieri notte mi feci un sonno, stava giocando per Coppa Romundo, insieme a mia tutti i campioni, capiro sempre a televisione. Dopo 3 ore festa cominciava la partita, che prima palla mi stuccai ruita, francese troppo spetto mi feci in un sgambetto, ci metti vuole poi una giravolta, con tutta palla, trasi una porta, e feci gol, 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 ale, 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 gol, 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 ale, 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 e viva Max, gridavano per me, gol, 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 ale, ale, ale. Non ci potia manco pensare, io casinava con le mondiali, allenatori per contentizza, si fece in guardo, mamma che puzza, e non secondo tempo ci fu una bella azione, Del Piero guadagna una punizione, si è messo in corsa però colpio a traversa, a palla rimbalzò sopra la testa, trasi una porta, ai ai che botta, e ancora gol, 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 ale, 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 gol, 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 ale, 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 e viva Max, gridavano per me, gol, 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 ale, ale, ale. Siamo giunti al 90° e l'Italia conduce per 2-0 sul resto del mondo. Ecco che l'arbitro, il messicano in gelatina, consulta il cronometro. Si avvicina ai guardalini e ai siciliani niente saccio e sta per fischiare la fine dell'incontro. Ma all'improvviso la palla lo colpisce alla faccia e gli fa inghiottire il fischietto. La partita si prolunga ancora per mezz'ora, nell'attesa che faccia effetto la purga e si possa recuperare il fischietto. Ed ecco che finalmente, dopo molti sforzi, l'arbitro fischia col culo la fine dell'incontro. Italia 2 e il resto del mondo 0. Ma chi giornate